È dal lontano 2016 che è mancato e il ricordo non è mai scemato. È un continuo riaprire una ferita che sarà difficile che si rimargini, ma devo dire che un gesto del genere è un gesto straordinario, davvero. Devo assolutamente ringraziare con tutto il cuore chi ha avuto questa iniziativa e mi auguro fortemente che serva assolutamente di monito per i ragazzi di oggi che quando tornano a casa da feste, discoteche, che usino prudenza e attenzione in modo che queste cose non si abbiano più da sentire come notizie che non si debbano proprio assolutamente più ripetere. Sicuramente il ricordo di un giovane che ha terminato troppo presto la sua esistenza su questa terra e soprattutto che sia da monito agli altri giovani per prestare attenzione ai pericoli della vita, alle insidie della vita. Ecco, quindi questa è una panchina in un luogo di tranquillità, in un luogo in cui si riesce anche ancora a pensare e a riflettere su quella che è la vita e l'importanza della vita. Ci è venuta idea mentre stavamo in Inghilterra, dove usano mettere queste panchine con delle targhe a memoria delle persone scomparse. Questo gesto rappresenta il fatto di avere un posto un po' speciale solo per noi, ma che comunque appartiene a tutti quanti, dove potersi sentire più vicini a Enrico. Che no, Enrico c'è per sempre perché comunque è nel nostro cuore, nel cuore di chi gli ha voluto bene e appunto qui possiamo ricordarlo e chiunque può ricordarlo, quindi è molto importante per noi.